L'ultimo episodio in ordine di tempo, una rissa sabato pomeriggio con una persona rimasta lievemente ferita. Solo il giorno prima ad essere minacciato, il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza, che uscito dagli uffici di via Fiumicelli aveva chiesto ad un gruppo di sbandati di lasciarlo passare. Per tutta risposta uno di loro gli si era avvicinato brandendo una bottiglia, intimandogli di consegnare il cellulare. Pozza a quel punto era scappato in un bar da dove aveva chiamato i carabinieri. Ma sempre più spesso quell'area del centro è scenario di episodi di violenza, ma per il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Campo era sbagliato parlare di un problema sicurezza a Treviso, visto che si tratta di un'area limitata della città dove si sta intervenendo, spiega, con presidi e sistema di videosorveglianza. È un problema, come ho dichiarato anche più volte, da risolvere in concerto con tutte le istituzioni, quindi non solo la polizia locale. Non si può puntare il dito sulla polizia locale che deve risolvere tutto, però e poi però si va a scoprire che non ha, diciamo, neanche i mezzi per poterlo fare. Per esempio, la polizia locale non si sa, ma non ha accesso a una banca dati del Ministero dell'Interno. Per il capogruppo di Futura Azione Italia Viva Rocco si deve intervenire su più fronti, dalle ordinanze del sindaco ad interventi repressivi che devono però andare di pari passo con azioni di riqualificazione. Servirebbe anche un presidio fisso. Certo è vero che il presidio fisso al limite che poi magari le persone diciamo così, che creano disagio si spostano, però in questo momento la zona da attenzionare è quel quadrante, quindi sicuramente serve un presidio fisso. Poi oggettivamente probabilmente serve anche un investimento per cercare di rivitalizzare l'area. La vicepresidente del Consiglio Comunale Antonella Tocchetto annuncia che nella prima assemblea dopo la pausa estiva a settembre il gruppo del PD presenterà un progetto di aiuto sociale perché, spiega, la repressione non sta portando gli effetti attesi, è necessario quindi intervenire sulla prevenzione con operatori di strada. Possono intervenire sia per quei ragazzi che sono più sbandati di altri perché magari hanno situazioni familiari molto difficili e magari molto gravi, ma si può trovare anche una forma di recupero con lavori socialmente utili, ad esempio. Tutte queste persone che possono in qualche modo cercare di intanto disgregare il gruppo.